Nel nord-est sono attive le più importanti sigle mafiose d'Italia. In Friuli Venezia Giulia, in particolare, la mafia sta attecchendo a una velocità mai registrata prima. Una non-fiction novel di Giulio Serra, romanzo tra realtà e finzione, raccontata prendendo spunto da fatti di cronaca realmente accaduti. La drammatica scoperta che in Veneto e in Friuli la criminalità organizzata si sta infiltrando sempre di più, sostenuta da politici pronti a tutto pur di far quadrare i bilanci della città, pronti anche all'illegalità. Nel nord-est la mafia non esiste.